Appena uscito dalla banca si sono avvicinati due persone, uno in bicicletta e uno a piedi, 20 metri più avanti. Uno mi ha spinto, mi ha strattonato e mi ha preso il portafoglio. Ecco, quindi l'hanno colpita alle spalle, l'hanno spinto. Mi hanno spinto. Con ogni probabilità i due malviventi che hanno aggredito Walter Visentin a 77 anni lo stavano osservando già da qualche minuto. La rapina in pieno centro e in pieno giorno a Mogliano Veneto, poco dopo mezzogiorno in via 4 novembre, a pochi passi dal bancomat dell'Intesa San Paolo, dove l'uomo aveva appena effettuato un versamento. Il 77enne è diretto in posta e ha il portafoglio in mano, all'interno qualche decina di euro. Pessima mania di tenerlo in mano invece di metterlo in tasca, hai capito? Quello a piedi mi ha spinto, ho passato i soldi all'altro, il portafoglio, e basta, e sono spariti via verso... Visentin, nel cadere a terra, ha però la prontezza di mettere le mani avanti e rialzarsi quasi subito. È lui stesso a recuperare il portafogli inesorabilmente vuoto nei pressi dell'ufficio postale. A fare male però è anche un'altra circostanza. Sono rimasto da solo, sarà passato uno o due macchine, ma sono andate via dritte, uno in bicicletta che mi ha guardato e basta. Quindi lei era a terra, ma nessuno. Ero a terra e basta. Così è la vita, tutti saranno per i cavoli suoi e se vedono uno così non gli interessa. Sull'episodio indagano i carabinieri e non si tratta di un fatto isolato. Un'altra persona è stata derubata in un bancomat del centro poco più di una settimana fa. Per Walter e la moglie Claudia non è la prima volta. 2020 in casa non hanno portato via niente, però ci hanno rovesciato anche l'anima, tutto. Ancora adesso quando apro la porta ho sempre la sensazione che sia tutto a suo quadro.